All'inizio, quando tu non c'eri, Pietro Sotto ha detto che i temi dei quali stiamo parlando purtroppo camminano col passo della noia. Io penso che se parlassimo di autonomia, federalismo, sovranità, indipendenza ai liceali, agli universitari, ai giovani, ai disoccupati, credo che pochi capirebbero così, con queste parole, questi messaggi importanti. Quindi bisogna aggiornare anche il linguaggio della politica, che è in un pantano, come diceva Sotto. Io vorrei chiedere a Renato come si esce da questo pantano, unendo la sinistra, perché o ci uniamo oppure continua a vincere Berlusconi, se continuiamo a distinguere, ciascuno fa il pizzichetto degli altri più puro, ma la purezza assoluta non esiste. Qualche giorno fa una splendida intervista sull'Unità, una sociologa, Nadia Urbinati, rispondendo a Concita Di Gregorio, ha detto che bisogna essere vicini senza essere identici. Adesso tu e Antonello siete vicini e non siete identici. Come essere però uniti? Grazie. Però io rispondo volentieri a queste domande e intervengo anche subito volentieri, però rispondo volentieri a queste domande e intervengo anche subito, molto volentieri. Però anche mi piacerebbe che emergesse più o meno anche un quadro delle diverse opinioni oggi. E prima di porre la mia mi piacerebbe sentire se siamo tutti d'accordo, cioè stiamo composto davanti, magari veramente come la sua. Presidente, siccome il moderatore si chiama... Avevamo previsto che parlasse Ornella De Muro, che deve andare a Silano. E viva Ornella, dov'è? Prego. Qui, col microfono. Ornella De Muro, ma lo sapete tutti perché c'era sul New York Times, è il nuovo segretario del DIRS. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Appunto, come è stato detto, sono in partenza per Silano, abbiamo lì un incontro che insomma è già iniziato, quindi in teoria io sarei già dovuta essere là. Ne approfitto comunque per fare due appunti. Innanzitutto perché, come mi era già successo a Paoli Latino, e già lo avevo evidenziato, i discorsi che vengono fatti da Sardegna Democratica quando si parla di autonomia, di sovranità e indipendenza, tra i vari relatori troviamo delle incongruenze molto serie, perché il signor Sotto non è riuscito quasi mai a parlare di sardi, di Sardegna e tantomeno di nazione sarda, non l'ha mai nominata. Ha parlato di unità nazionale riferendosi all'Italia. Ha parlato di ricostituire il tessuto collettivo politico italiano. Ha detto chiaramente che si vuole stare dentro l'Italia. Il signor Radea, invece, a suo vedere, esiste una nazione sarda. E meno male. Io dico, è meno male. Poi sicuramente adesso mi soffermerò su quelle che IRS porta avanti come soluzioni, però io questo non posso, da strada politica quale sto seguendo, non notarlo e non farlo notare ad un pubblico come questo, perché o siamo nazione o non lo siamo, o la nazione è quella italiana o c'è una nazione sarda. Se noi non pensiamo e non iniziamo a pensare che chiaramente esiste una nazione italiana, che io personalmente tra l'altro ammiro tantissimo, io adoro andare in Italia, tanti amici italiani, ma sono un'altra nazione. La nazione sarda è un'altra. La nazione sarda è qui, credo, quella che mi sta ascoltando, anche il signor Sotto credo che appartenga a questa nazione. E come tutte le nazioni, e quindi le appartenenze culturali, queste sono molto complesse, sono mattate molto aggrovigliate, che si formano, si costituiscono rispetto all'alterità.
E noi siamo tali proprio rispetto ad un'alterità, che è appunto quella italiana. Non riesco a capire per quale paura, per quale motivo ci sia la paura di dire che siamo sardi. Semplicemente, naturalmente, sardi. Perché c'è questa paura? Perché in questi incontri si pone sempre il problema della sovranità della nazione sarda e si parla poi della nazione italiana. Ci si crea tra l'altro una confusione incredibile. Qual è l'orgoglio? L'orgoglio è essere continente o regione? Cioè tra la megalomonia e la depressione? Noi siamo semplicemente sardi. Che vergogna c'è? Non siamo né speciali né diversi, siamo naturalmente sardi e vogliamo per questo motivo, io lo dico come IRS, costituire da una parte la nostra coscienza nazionale, perché va ricostruita, perché costituire una nazione, un pensiero riposo verso il futuro, e dall'altra si parla di sovranità. È giusto parlare di sovranità in campo economico, come appunto è stato accennato, salvaguardia del territorio, la sovranità in campo energetico, benissimo, ma se noi non pensiamo al concetto di nazione, noi è inutile che ci mettiamo a trasferire le competenze di sovranità, non andremo mai da nessuna parte. L'unica strada, l'unico obiettivo, come è stato già appena accennato, l'ho sentito al signor D'Alema, ma poi non viene superato quel limite, è la costituzione di uno Stato indipendente. Noi non siamo stati italiani nella nostra vita storica, per sempre, da sempre. Lo siamo, apparteniamo a quello Stato, da circa 150 anni. Che male c'è da questo momento iniziare invece a costituire un percorso che ci porta alla costituzione di uno Stato regolare, avendo tra l'altro la nazione. Noi infatti non siamo la Lega Nord, la Lega Nord si sta inventando una nazione, va a prendere le cosiddette, come dicono gli inglesi, le story, per inventarsi una history. Noi non abbiamo bisogno, noi dobbiamo sicuramente ripercorrere la nostra storia, smetterla di dire che siamo la Sardegna depressa, madre dolorosa, perché questa cosa non se ne può più. Riprendiamo anche i momenti di libertà importanti, ma riprendiamo anche quello che c'è stato di negativo, perché no? Quale popolo al mondo non ha avuto alti e bassi nel suo percorso storico? Siamo come tutti. La differenza è che noi, da sardi, vorremmo relazionarci verso il mondo non più attraverso un altro Stato, non più attraverso un'altra nazione, ma da noi, da quello che siamo noi e che vogliamo essere. Io mi auguro che questo concetto sia, prima o poi, assolutamente patrimonio di tutti i partiti sardi, ma devono riconoscere innanzitutto il concetto di nazione, come ci insegnano i catalani, che è la società civile che porta avanti il concetto di nazione, neanche i partiti politici, la società civile. E poi naturalmente continuare una politica seria anche all'interno delle istituzioni dove la sovranità sia veramente dei sardi. Perché mi devo stupire se credo di essere una connazionale italiana, essendo del PD, che qualcuno da Roma venga a aiutarmi a fare le liste? Se siete tutti quanti italiani, perché un romano non vi può aiutare? Per quale motivo? Siete connazionali, giustamente un romano non decide un reddito di aiuto. No. Noi non pensiamo minimamente che né l'Italia sia da scattare, né che siano cattivoni, né che siano gli ultimi dominatori della Sardegna. Sicuramente ci sono stati paesi che ci hanno dominato e via dicendo, questo è un metodo, ma non è così che la vogliamo vivere, non è così che la viviamo. In questo momento abbiamo sicuramente la capacità, le competenze di giovani e meno giovani per iniziare a fare un percorso indipendente e indipendentista. Ce l'abbiamo perché la capacità di vedere e osservare quello che sta accadendo in tutto il mondo, per fortuna non siamo più relegati in chissà quale capanna, per fortuna giriamo, viaggiamo, vediamo quello che succede, possiamo tranquillamente, serenamente, senza vergogna, senza essere schiavi di queste paure, iniziare a diventare sardi. Come?